benvenuti in questa piazza dove l'amministrazione quest'anno ha voluto cambiare la tipologia di intervento in queste giornate provinciali dell'ambiente, e di questa amministrazione vi porto naturalmente i saluti del sindaco e dell'amministrazione tutta. Gli dei sono stati buoni con noi, ci hanno dato una splendida giornata per darci un esempio di come ci vogliono bene, irradiandoci di luce e calore, che noi oggi con le tecnologie che abbiamo a disposizione, con i costi che sono diventati sostenibili, possiamo ampiamente sfruttare. Diciamo così che l'amministrazione ha voluto dare un taglio diverso, come dicevo prima, perché abbiamo voluto dare un taglio più esecutivo, nel senso che ormai tutti siamo informati sul fatto che possiamo usufruire di luce e calore solare, di biomasse e di quant'altro. Abbiamo avuto il supporto delle numerose ditte vittoriesi che sono ampiamente in grado di soddisfare ogni nostra esigenza sull'argomento, e oggi sono venute gentilmente a portare le loro tecnologie all'osservazione di tutti noi. Potete trovare impianti che usufruiscono del calore delle biomasse, del legno versile che può venire anche dai nostri boschi con abbondanza, impianti fotovoltaici, solari termici, caldaie a condensazione, coibentazione delle nostre case, come vedete qua a sinistra, e l'importante è consumare meno. Bisogna che le case, che sono una delle fonti maggiori di consumo, riducano i loro consumi disperdendo meno. Una volta che le nostre abitazioni disperderanno meno, sarà sufficiente fare una piccola aggiunta di energia, meglio se di origine alternativa, e potremo coprire tutti i nostri consumi mantenendo l'ambiente pulito, il più pulito possibile. Dobbiamo recuperarlo. È proprio sul business che si genererà il rinnovo della pulizia e dell'integrità ambientale, perché se è vero che la nostra società ha fatto i soldi e ci siamo arricchiti tutti sporcando il mondo, adesso abbiamo un tema nuovo, potremo farne anche di più ripulendolo, e quindi è importante che tutti noi approfittiamo di queste occasioni per informarci bene di quelle che sono le tecnologie, quelle che sono le convenienze nell'applicarle, perché con l'impegno di tutti conserveremo un mondo migliore per i nostri figli. I nostri figli, un esempio di quali è qua in piazza, che si sono impegnati sull'argomento e che hanno meritato riconoscenza, riconoscimento e anche qualche premio. Passo adesso la parola all'assessore Caldà in merito all'argomento. Grazie, buongiorno a tutti. Già il fatto che questo sindaco abbia deciso di dividere quello che era inizialmente solo l'assessorato all'ambiente in assessorato all'ambiente e assessorato alle politiche energetiche, in cui referente è l'assessore Miatto, credo dimostri quanto questa amministrazione creda nella valorizzazione appunto delle politiche energetiche. Ecco, diceva l'assessore Miatto che siamo oggi con questa manifestazione all'interno delle giornate provinciali dell'ambiente. Noi abbiamo voluto dare questo taglio perché, come giustamente ha detto il mio collega, taglio esecutivo proprio, molto concreto su ciò che si può fare per non solo incontrare i cittadini, ma dare ormai anche delle informazioni molto concrete su come ottimizzare ciò che la natura già ci dà, e contemporaneamente continuare a lavorare anche alla educazione e all'informazione. Ci è sempre piaciuto lavorare in primis con i bambini, abbiamo voluto farlo anche quest'anno, e quindi vi ricordo oggi pomeriggio i percorsi guidati in area Fender rivolti a tutti i bambini delle scuole primarie, condotti tra l'altro da altri non proprio bambini, ragazzi, comunque volontari di un progetto di
reciproco sostegno tra ragazzini delle elementari e ragazzi delle superiori. Quindi oggi pomeriggio laboratori guidati alla scoperta del Particle Offender per tutti i nostri bambini. L'altro grande progetto a cui stiamo lavorando e che è ormai in fase attuativa anche se per i cittadini avrà riscontro diciamo concreto solo all'inizio dell'anno prossimo, è il passaggio al porta a porta, quindi raccolta rifiuti con raccolta domiciliare e suddivisione di tutte le tipologie di rifiuti, e qui se volete trovate già alcune informazioni. Chiaro che poi ci saranno nel mese di ottobre e novembre fino a metà dicembre serate informative per tutti i cittadini a cui fin da ora vi invito a partecipare. Ma il motivo per cui abbiamo oggi qua questi bambini che vengono in gran parte dall'ente Luzzati, dall'IPAB Luzzati, è perché abbiamo lanciato un concorso. Noi come amministrazione comunale siamo stati premiati per l'alta quantità di riciclo di materiale del legno e come tale, proprio come premiazione, come premio, abbiamo avuto un set di mobili riciclati da ufficio. Abbiamo quindi pensato di metterlo in palio per le nostre associazioni e oggi siamo a premiare l'associazione, l'ente, che ha vinto. Quindi questo ente, l'ente Luzzati, con il lavoro degli insegnanti e dei bambini, durante l'estate hanno lavorato a centri estivi, ha vinto un set. Non abbiamo potuto portarlo qua perché è piuttosto corposo, ma verrà consegnato nei prossimi giorni. Si tratta di scrivanie, mobiletti e tutto l'arredo per un ufficio in legno riciclato.